Tra poco al nostro telegiornale i festeggiamenti di Sant'Antonio avvenuti questa settimana in città, le iniziative promosse nel mese di maggio e molto altro ancora subito dopo la pubblicità, sempre qui su Zwischamer Channel News alle 20:30, a seguire la nuova webserie di Zwischamer Channel, quelli del TG. Noi ci rivediamo tra pochi minuti alle 20:30 qui su Zwischamer Channel. Questo programma è presentato da... Indovinate dove sono? Lo scoprirete nella prossima puntata. Eccoci qua, bentornati su Zwischamer Channel News, siamo ritornati su YouTube. Abbiamo lasciato la vecchia piattaforma dove appunto facevamo informazione perché è diventata a pagamento, come saprete dalle vicende di Facebook dove vi teniamo aggiornati. Insomma, iniziamo subito. Questo è il nuovo studio, per quelli che non hanno visto appunto sull'altra piattaforma, che non cito perché non mi sta più a cuore, va bene. Iniziamo subito perché questa settimana, la settimana scorsa ormai, si è conclusa la settimana dei festeggiamenti per Sant'Antonio, il 13 appunto, chiesa molto gremita sin dalle prime luci dell'alba, alle 5:30 c'era già movimento davanti alla chiesa del Santo e noi siamo stati a vedere i fuochi conclusivi che non ci sono stati nel servizio che vi stiamo facendo vedere nelle immagini. Appunto la pioggia ha rovinato lo spettacolo pirotecnico annuale, mentre appunto molti pellegrini che hanno seguito tutto il corso delle celebrazioni avvenute questa settimana in città. Dopo i frequenti allagamenti che ci sono stati nei periodi invernali, nei periodi d'emergenza, è quasi pronto ad essere costruito il nuovo bacino di laminazione nelle immagini, che verrà situato proprio dove c'è il vecchio, nel Brentelle, zona appunto a confine con Brusegana e confine con Padova. Via lavoro tra poco e prossimamente invece su Zwischamer Channel, sempre nel TG, nel corso del TG, vi faremo vedere anche i motivi, altri motivi per i quali molte persone vanno sotto acqua ogni volta che piove. Lo vedremo in questa inchiesta che condurremo. Prossimamente faremo appunto ogni TG qualcosa e vi faremo vedere appunto i punti critici di Padova. Ma adesso passiamo oltre perché grande successo a Termabilli, ad Abano Terme, nel parco termale e anche nelle zone limitrofe. 3 giorni appunto di americana follia ad Abano. Nelle immagini che vi facciamo vedere la serata conclusiva, purtroppo domenica le precipitazioni hanno rovinato l'ultima giornata di questa festa, che però è da denotare che si sia svolta molto bene e con grande partecipazione della popolazione. Prossimamente a Padova i verbali si potranno pagare con ore di lavoro, ecco la novità della giunta Bitonci, che penso farà comodo a molti automobilisti. Mercoledì inizieranno gli esami di maturità, mentre appunto ieri sono iniziati quelli di terza media, e sabato durante i festeggiamenti degli studenti appunto per la fine della scuola, invece quelli che l'hanno finita, a Padova Land 4 studenti sono rimasti intossicati poiché dopo una bravata di alcune persone che hanno spruzzato spray urticante sono rimaste appunto intossicate. Sul caso indaga la polizia. Mentre dalla redazione di Zwischamer Channel e personalmente faccio gli auguri a tutti quelli che hanno esami di terza media, che ci seguono, o esami di maturità, ancora aiuto, quindi vi faccio i miei auguri sperando di non gufare, ecco, come dicono molti. Bene, io con questo ho concluso, vi lascio appunto
con la nuova trasmissione di Fisher Channel, quelli del TG che sono appunto realizzati dalla nostra redazione. Vedrete un po', vabbè, prendeteli con le pinze, sono episodi umoristici, quindi niente di scandaloso ovviamente. Noi ci rivediamo prossimamente vi prometto che vi faccio visitare anche il nuovo studio che vedete per voi di YouTube. Mentre io non ho altro da dirvi e quindi mi congedo da voi, vi lascio appunto adesso, subito dopo di noi, quindi non spegnete il computer, rimanete connessi, quelli del TG. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo la settimana prossima, martedì, ore 20:30. Fisher Channel. Grazie.